che fa parte della nostra stagione musicale che l'amministrazione di Conegliano quest'anno ha voluto fortemente, che sta dando buonissimi frutti e di cui siamo molto orgogliosi, e speriamo che anche in questo caso ci sia l'entusiasmo che abbiamo verificato con tutti gli altri eventi. L'entusiasmo è giustificato dal mio punto di vista anche per la novità dell'evento che andiamo qui oggi a illustrare e che molto meglio di me sapranno fare il nostro produttore, il produttore dell'evento, e il maestro Fantinel, che è l'ideatore dell'evento. È un evento che già da solo potrebbe essere bellissimo, perché la Sinfonia numero 9 dal Nuovo Mondo di Dvorak è un capolavoro riconosciuto in tutto il mondo, scusate il gioco di parole, ma da sempre riconosciuto. Però qui abbiamo voluto aggiungere qualcosa, è un qualcosa di innovativo: il teatro, le immagini e la musica. Quindi do la parola al nostro produttore Franco Tucci, che ci spiega in che cosa consiste produrre uno spettacolo di questo genere. Sì, diciamo che principalmente è nato da un punto di vista sociale, nel senso molto spesso ci siamo trovati, Roberto, a vedere, ascoltare concerti, assoli, dove lui, è insegnante, maestro, direttore d'orchestra, maestro di musica, ha nozioni sicuramente che vanno oltre a quelle mie, che sono di una comune persona, e quindi molto spesso mi sono trovato a dire sì, bella, però non capisco. Cioè, oggi siamo abituati ad ascoltare brani musicali dove ci sono le parole che spiegano un significato, quindi in un certo senso colloqui sempre il brano, l'ascolto a una storia, a un qualcosa, e nell'orchestra, a meno che non ha un'informazione, una certa cultura, la prende per quello che viene. E con Roberto Fantinelli, che ha un'esperienza che va oltre quella di direttore d'orchestra come formatore, poi si presenterà lui, abbiamo pensato di fare... Abbiamo aperto una società di produzione con l'intento di fare un format teatrale / orchestrale dove lo spettatore, oltre ad ascoltare, entra in quello che è stata l'idea e le emozioni dell'artista. È una sfida importante, perché oggi come oggi, da quello che abbiamo visto, non c'è nulla di tutto ciò, però ci crediamo fortemente proprio in virtù del fatto di portare i giovani di nuovo ad ascoltare questi artisti meravigliosi che si è il rischio di perdere, perché ogni volta che ci troviamo a concerti c'è un'età media veramente molto alta. E quindi questo è stato l'input che mi ha spinto a condividere quest'idea. Bene, ora ascoltiamo il maestro Fantinel, che sulla base di quello che ci ha già raccontato Franco Tucci ci spiegherà forse più nel dettaglio che cosa significa fare musica nella nostra epoca, fare musica classica ora. Sì, intanto saluto tutti. Sì, questa è una bella domanda, perché come diceva Franco e come diceva lei, Assessore, prima, la Sinfonia al Nuovo Mondo è sicuramente una delle sinfonie più eseguite al mondo. Basti pensare che è seconda solo alle 4 stagioni di Vivaldi come quantità di volte di esecuzione che viene, diciamo, della quantità di volte che si trova nei programmi teatrali. Per cui è sicuramente una sinfonia conosciuta, magari non è conosciuto l'artista che l'ha scritta, Dvorak, però la sinfonia sicuramente è conosciuta. Allora, lo spettacolo in che cosa consiste? Lo spettacolo consiste essenzialmente in un racconto
non svelerò tantissimo perché il bello è venirlo a vedere in teatro. È un racconto attraverso il quale sfruttiamo l'occasione dell'esecuzione della sinfonia di Dvorak per fare un viaggio che non è solo un viaggio all'interno della musica, perché il mio intervento non sarà didascalico, cioè non spiegherò primo tema, secondo tema, sviluppo, ripresa, tutte quelle che sono le componenti tipiche dell'analisi musicale, ma faremo un viaggio emozionale, emotivo, raccontando aneddoti della vita di Dvorak e anche qualche aneddoto della mia vita, della mia storia. E quindi l'intento è quello proprio di condurre l'ascoltatore attraverso le emozioni che ci sono all'interno della sinfonia. Questo sostanzialmente, non andrei a svelare tanto di più, tutto questo sarà sul palco con me ci sarà appunto Jacopo Mascitelli, che è un giovane attore, una giovane promessa. Lo spettacolo è stato curato da un regista e attore che è Stefano Scandaletti e ci sarà l'apporto appunto delle immagini, che sarà solo, le immagini saranno solo un rafforzativo delle emozioni che staremo provando. Per cui c'è teatro, musica, immagini e quindi l'intento è proprio quello di portare un nuovo tipo di linguaggio, di portare un nuovo tipo di situazione all'interno del panorama musicale classico oggi. Molto bene. Vuoi forse dire anche che il Ministero della pubblica istruzione ha in qualche modo, come dire, aiutato la nascita di questo progetto? Sì, assolutamente, ringrazio la dottoressa Spadolini che fa parte del Ministero della Pubblica Istruzione, è presidente del Comitato Nazionale per l'Apprendimento e la Divulgazione della musica strumentale. E la ringrazio vivamente anche perché ha accettato l'invito e sarà presente quella sera, e ringrazio poi l'orchestra, la Filarmonia Veneta, che sarà con noi sul palco a eseguire questa bellissima sinfonia. Molto bene, e diciamo che l'amministrazione ci ha messo la volontà, la gioia nel costruire questa stagione musicale, i maestri, gli artisti ci mettono la loro arte, ma se non ci fossero i volontari che ci danno una mano in queste attività, sicuramente noi con i nostri uffici avremo molte più difficoltà, e Avanti in Musica in questo veramente ci ha aiutato molto, sia nelle stagioni passate che in questa. E due parole vorrei che le dicesse anche Michela Chies, che è la rappresentante della comunicazione di questa associazione. Grazie Cristina. Buongiorno a tutti, io confermo che la nostra stagione prosegue con grandissimo entusiasmo e grandissimo riscontro da parte del pubblico. Siamo ormai al 6° appuntamento, avevamo promesso una stagione particolarmente frizzante e questo evento ne è sicuramente l'emblema. Quindi un concerto che rompe gli schemi tradizionali del concerto di musica classica, integrando musica, teatro, narrazione e contenuti visivi. È un approccio sicuramente multidisciplinare ed innovativo questo del maestro Roberto Fantinel, che mira ad abbattere quelle che sono le barriere fra il pubblico ed il palco e a creare un ambiente immersivo e accattivante anche per i giovani. Infatti una delle più grosse sfide che ci siamo proposti con l'amministrazione comunale è proprio quella di far partecipare e avvicinare anche i giovani a questo tipo di manifestazione culturale.
Noi dell'Associazione Avanti Tutta abbiamo fortemente creduto in questo progetto laboratoriale e siamo stati molto felici che sia stato incluso appunto nella stagione concertistica, anche per quella che è la tematica di questo progetto. Un viaggio a due mondi rappresenta il viaggio come viaggio di emigrazione e siamo in un periodo in cui, con Dvořák alla fine del 1800, in cui si attua la prima grossa emigrazione del nord Italia verso l'America e in cui si vede il nuovo continente come il sogno americano. Il viaggio di Dvořák rappresenta il viaggio di tutti coloro che per motivi vari hanno intrapreso questa avventura oltreoceano e, ripeto, qualunque siano i motivi che hanno portato queste persone a muoversi, una sola è la caratteristica che ha accomunato tutti, cioè la grossissima, infinita nostalgia per casa, per la famiglia, per la patria, per la terra che hanno lasciato. Questa è una corda che ci tocca particolarmente da vicino perché sono veramente poche le famiglie venete che non hanno sofferto questa esperienza e che non possono annoverare almeno un emigrante fra i propri antenati. Quindi un tuffo nel passato è quello che vi proponiamo e che verrà accompagnato appunto magistralmente dall'Orchestra Sinfonica della Filarmonia Veneta, diretta dal maestro Roberto Fantinel, voce narrante il maestro Roberto Fantinel, regia di Stefano Scandaletti e rappresentazione teatrale, come già è stato detto, dell'attore Jacopo Masciatelli. Ospite d'onore, l'avete già sentito, la dottoressa Annalisa Spadolini. Gli sponsor di questo evento, Banca della Marca, Banca Prealpi San Biagio, Sabno, Asco e Irinox. Noi vi diamo appuntamento a giovedì 21 maggio alle ore 21 al Teatro Accademia.